tutti insieme. Auguri! Teatro Cogliolo! Auguri! Ma ti hai visto quanta gente che si fa? Tutti, alla quante autorità! O che se il buffet gratis, o siamo già in campagna elettorale. No, invece questo deve essere un avvenimento veramente sentito. Cioè, se Sega mosso per fine il sindaco da Venezia per venire fin qua in campagna, Ma signor Sindaco, sa che mia zia per venire a Mestre e si metteva il pedo? e invece ragazzi, che soddisfazione essere qui per noi, qui oggi su questo palco. Pensa, ringraziamo a noi altri. C'è proprio crisi, Invece no, siamo qui per festeggiare i 100 anni di questo teatro, un luogo di incontro. Un pezzo di storia della nostra città. E se permettete nel nostro piccolo, questa storia abbiamo contribuito anche noi, Dal 2001 a oggi fa 13 centesimi. E sarà da poco, ma in tempo di crisi. E butti via di 13 centesimi, ragazzi. Però pensa, 100 anni, pensa quanta vita in questo teatro. Ma del resto, Carlo, è la vita, sì, in teatro. Ti parli del governo? Beh, insomma, in effetti, anche il governo, come il teatro, da tutti i suoi generi, Sì, che non sei il marito delle vostre figlie, che sia commedia. Non metteremo più le mani nelle tasche degli italiani. Che sia farsa, non senza un travaglio interno ho deciso di dare la fiducia a questo governo. Ciò che ci preme è davvero risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Ma vi serve il balletto? Ah sì, bravo, aspetta che... 1, 2, 3, 4. E Imu, oh, Trise! Cioè no che qua noi altri se facciamo mancare qualcosa, Ti per esempio è il Mose, sotto che categoria ti metteresti? Cioè ma cosa è cinema, Ah sì? E che film sarebbe? I signori della truffa. E la CTV? Ah, un bel concerto di musica dodecafonica. Cioè? Un casino. Ah, ma proposito di casino, e il casino? Avevamo aspettato. E Stadio Nuovo? Fantascienza. Beh, basta scherzare, amici, chi ne ha raccomandato di far presto perché il sindaco va a fare l'ultimo tram per tornare a Venezia. Ma perché? Io oggi mi stiamo 4 anni.